un caleidoscopio di stili, di tempi, se vogliamo, perché la prima cosa che balza subito all'occhio è che ci sono vari piani, no? Abbiamo il 1983, quindi un'opera teatrale, Dario Fo e Franca Rame, che penso che se siete qui sapete tutti di cosa stiamo parlando. Poi abbiamo la tua tournée, che è durata, se non sbaglio, 4 anni. Sì, sono venuta anche a Pordenone, non so se qualcuno ha visto lo spettacolo, però insomma batto da parecchio, da svariati anni. E poi... sì. E poi abbiamo l'oggi, cioè quello che è il documentario, perché poi alla fine è questo. È un docufilm, è un film che di fronte al quale io desideravo che il pubblico non percepisse che fosse qualcosa di artificioso, ma veramente il mio desiderio da produttrice, da sceneggiatrice e da interprete era quello che il pubblico si rivedesse, vedesse un affresco, e soprattutto quello che mi piacerebbe tanto è che dopo averlo visto, cosa che credo succederà, poteste dibattere, poteste farvi delle domande, anzi scrivetemi, insomma, tanto sui social, essendo una donna fo tutto da sola, quindi se mi scrivete rispondo io e leggo io. Ed era questo che mi piaceva, proprio appunto il fatto che non fosse un qualcosa di distante, ma fosse un prodotto vivo, un prodotto di fronte, esattamente come succede di fronte ad un affresco lo guardi, ma di fronte a un affresco rifletti, ecco. È sicuramente sì un film caleidoscopico, perché senza anticiparvi niente parte appunto da questo testo sempiterno di Franca Rame, di Dario Fo, Coppia aperta quasi spalancata, che è dell'83, ma come tutti i classici è un testo assolutamente attuale, perché non racconta soltanto la storia di una coppia, ma racconta proprio il percorso di questa donna, di Antonia, questa moglie devastata dai tradimenti del marito, al quale che a un certo punto le chiede di spalancare la coppia solo per fare il suo porco comodo. Lei accetta perché pensa di non valere niente se non ha un uomo accanto, e piano piano però comincia a prendere consapevolezza di sé, comincia a guardarsi dentro, e grazie al guardarsi dentro comincia a imparare a guardarsi fuori, e si innamora persino di un altro uomo. A quel punto ovviamente il marito impazzisce, perché ha sempre pensato che la moglie fosse una seggiola che stava fissa in salotto, ecco. E questo era un testo dell'83, quindi mi sono chiesta, ma oggi dopo 40 anni, ma esiste la coppia aperta quasi spalancata? Quali sono le modalità tramite le quali gli esseri umani provano ad agguantare l'amore? E quindi un po' come una sorta di Dante mi sono incamminata in questo mondo del poliamore, sono andata nei circoli poliamorosi, ho conosciuto Carlo Consiglio, il poliamoroso più vecchio d'Italia, 96 anni e 3 fidanzate. Sono andata nei circoli femministi, ecco, e quello che ne è venuto fuori credo che sia un ritratto straordinariamente sincero di questa umanità che è così disperatamente affamata di trovarlo l'amore, di trovarla la felicità, ed è un film che non dà delle risposte, però io spero che vi farà fare le domande giuste. Io ho due curiosità, so che tu devi scappare perché il tuo tour perché io batto molte sale. Batto molte sale, sì. Sono così stanca che voi non vi potete... perché il suo film comunque ha aperto le giornate degli autori a Venezia, sì, non è e che... mi è toccato fare... Sì, esatto, certo. Non è che... Quindi... avete presente le interviste, poi tu devi essere buona, tu devi andare sui red carpet, dei duroni ai piedi che voi non potete capire, in tutto questo devi stare dietro a fare le interviste, a dire delle cose che abbiano un senso, è proprio, vorrei solo stare sul divano con i miei gatti e basta. Ci spiace, però posso... No, nel senso, questo il lavoro che faccio mi piace, io sono una persona molto riconoscente, perché penso che la riconoscenza e la gratitudine debbano essere i sentimenti a fondamento degli esseri umani. Io faccio quello che faccio grazie a voi, quindi quando scrivo, quando faccio ovviamente teatro, mi piace comunque, credo che sia doveroso da parte mia ringraziare le persone che mi consentono e che danno vita al mio lavoro. Cioè, questa frase bellissima diceva Franca Rame, e che ho messo anche alla fine del mio monologo Forte e Chiara, che credo se verrà qua insomma vedrete,
E lei diceva: a fine di ogni spettacolo io alzo le braccia e applaudo insieme al pubblico, perché esisto anche grazie a lui, ma non mi inchino mai perché ho fatto il mio lavoro. Due cose velocissime anche di quello che dicevi tu prima. Una cosa particolare che viene fuori nel film e che penso che sia caratteristico della tua personalità è la ricerca del dialogo, dell'incontro. Sì. E grazie al cielo, poi lo vedrete, dello scontro. Sì. E tu l'hai ricercato molto in questo documentario, film. Faccio fatica anche a definire. Docufilm, ok. Volevo chiederti una curiosità, visto che tu ti incontri, le idee sono molto differenti tra il pubblico, tra te e quant'altro, volevo chiederti se c'è qualcosa che ti ha cambiato da questo percorso, se qualcosa le tue certezze si sono fatte più granitiche in questo viaggio dantesco che hai fatto, come hai definito tu prima. Ma in realtà questo viaggio mi ha molto nutrita, mi ha cresciuta, perché mi ha messo, io amo molto dialogare, sono molto rispettosa di quelle che sono le scelte che ognuno può fare per agguantarla questa felicità. Quindi in realtà io in questo film sono quella che sono, una monogama zoppata, insomma, una che però mi confronto con assertività, però io porto avanti quella che è il mio modo di essere, però ho grande rispetto, quindi quello che mi ha dato questo film è sicuramente questo affetto verso questa umanità che dall'inizio dei tempi ci prova in tutti i modi a essere felice, ci proviamo in tutti i modi. Ognuno pensa che la modalità che ha sia la migliore, sia quella perfetta, però la verità è che la perfezione non esiste, che la perfezione fa schifo, e come diceva Pessoa, il perfetto è disumano perché l'umano è imperfetto, e quindi ecco, ho ancora più amore per questa straordinaria imperfezione che ci caratterizza tutti. Grazie al cielo. Grazie al cielo, ecco. Ultimissima domanda, poi sì, ti lasciamo. No, mi preparo già per farvi una grossa foto. Okay. Allora, prima l'hai detto un po' sotto traccia, ma in realtà tu interpreti Antonia, che è il personaggio creato da Franca Rame, però interpreti te stessa, sei anche co-sceneggiatrice, sei produttrice anche di questo film, quindi caleidoscopico va anche per te in questo caso. La mia curiosità è: quando è nata l'idea di fare tutto questo calderone, di mettere insieme questo docufilm? Allora, io porto in scena questo spettacolo da 4 anni, ho sempre visto la reazione del pubblico, delle donne, degli uomini, e l'idea di produrre, soprattutto io ho prodotto con 4 amici, con 4 ragazzi, ora ragazzi se era 10 anni fa, insomma con 4 ragazzi che avevano la mia stessa fame, la mia stessa volontà di dar vita a un qualcosa nel quale credevano profondamente, quindi ci abbiamo messo proprio i soldi come facevano i vecchi produttori, cioè non è un film soltanto indipendente, è un film libero questo. E quindi è stato il produrre nel senso proprio di dar vita, di creare un qualcosa che abbiamo impastato con le nostre mani. Cioè, sto film l'abbiamo fatto in 5 persone. Cioè, è stato veramente un lavoro artigianale, un lavoro, posso dirlo senza vergognarmene, un lavoro virtuoso, perché quello che vedete l'abbiamo veramente curato nei minimi particolari. Vi chiederete se quella donna che fa mia madre sia veramente mia madre. Quindi veramente ho dato tutto quello che avevo, perché avevo questo grande desiderio di restituire al pubblico qualcosa di vero, qualcosa di non artificioso. Ecco, volevo che non fosse un film bugiardo, e non è un film bugiardo, è un film, dicono, molto coraggioso. Non so se è coraggioso. Per me sì. Non lo so, è sicuramente un film vero. Quindi spero che vi toccherà, spero che un pochino vi scombussolerà, perché se no, insomma, che cavolo si vive a fare, giusto? Se no perché c'è il cinema. Se no perché c'è il cinema è sogno, il cinema deve essere anche un posto nel quale esatto, si riflette, nel quale si vede la vita,
ma grazie a questa visione si riflette anche sulla propria, ci si diverte, ma si vive forse ancora di più come quando si andava a scuola e si sottolineava con l'evidenziatore. Esatto. Bene, grazie mille perché mi ha fatto cenni, dobbiamo andare, vero? Grazie mille Chiara Francini. Grazie a voi! Faccio anche una fotina con voi. Buona visione!